Eccoci, benvenuti, buonasera a questa ulteriore puntata di Insieme Idee e Persone. Ecco, prima di presentarvi gli ospiti, voglio ringraziare i telespettatori che so di essere sempre più numerosi, diciamo, a condividere questa nostra ora assieme. Il decreto sicurezza Salvini, ma sarà veramente sicurezza per l'Italia? Chiaramente non può essere un colpo di spugna, nel senso che una volta approvato non è che il mattino dopo spariscono i delinquenti, però chiaramente ci sono dei contenuti che mettono nelle condizioni, prima di tutto le forze dell'ordine, di agire con più determinatezza e più sicurezza per loro soprattutto. Solo il tempo, chiaramente non pochi giorni, almeno qualche mese di gestione con questo tipo di regolamentazione darà sicuramente i suoi frutti. Se si voleva affrontare con cognizione di causa e nella maniera più opportuna un tema che riguardasse la sicurezza, bastava già applicare le norme che erano in vigore in questo momento. Io ritengo che sia tanta fuffa, se mi può essere passato il termine, per nascondere sotto il tappeto quelli che sono invece i veri problemi dei cittadini italiani dai quali si vorrebbe avere una risposta. Quindi in realtà c'è uno stravolgimento di quello che è stata, a nostro giudizio, la folle politica dell'accoglienza targata fondamentalmente sinistra PD fino a questo momento. Marco Minniti ha giudicato in maniera corretta questo decreto perché lo ha chiamato decreto insicurezza, che i beni e le aziende confiscate alle mafie per naturalmente reati di mafia possono essere venduti ai privati. Ma sappiamo che cos'è la mafia? Sappiamo qual è il tessuto sociale e le problematiche, come questa si introduce in questo tessuto? Io non credo assolutamente che gli italiani siano razzisti e soprattutto non sono razzisti i leghisti. Si è creata un'insicurezza generalizzata e questo ha portato sicuramente le persone ad avere in un certo senso un'avversione a quelle che sono persone che sono diverse. Io penso che definire gli italiani razzisti sia l'ultimo stupro culturale che viene compiuto da una certa area. Come fai a spiegare al popolo che c'è posto, vitto, alloggio per qualsiasi povero della terra, ma non per i propri anziani? Come faccio io a spiegare ai miei figli, faccio una metafora, che loro non hanno la cena perché devo offrirla ai bambini di qualcun altro? Non sarei un buon padre? Com'è che la priorità nell'attenzione viene data alle persone straniere e non alle persone italiane? Perché ci si pone il problema di definire persone con istanze quelle persone e non ci si pone il problema di quelle che sono invece i propri elettori di riferimento, la propria comunità nazionale? Colpevole usare alcune parole per ristillare il rancore tra categorie. Io a questa logica non voglio starci. La massa che si è venuta a trasferire nel nostro paese negli ultimi periodi è totalmente ingestibile anche dal miglior governo, che potesse essere di sinistra, di centro, di destra o anche una coalizione. Tutti quelli che sono i settori bassi occupazionali, diciamo, sono stati saturati dall'immigrazione e sono stati saturati accompagnandoli da modelli di contrattualistica che non ti permettono di vivere. Si dice che non si vuole creare una competizione fra italiani e stranieri. Io sono perfettamente d'accordo, ma chi è che l'ha creata questa competizione? Chi è che è andato a creare queste forme di lavoro che sono al limite delle barbarie? Certo che non è colpa dei migranti. I migranti gli viene proposto un lavoro, devono campare e lo accettano. Quindi sono perfettamente d'accordo che buona parte delle problematiche siano da afferire agli italiani o siano da afferire all'Occidente, ai paesi ricettori. Credo che gli italiani non siano razzisti, però credo sia anche pericoloso giocare con i sentimenti più bassi. Giustamente Pisato prima diceva: quando si va alle trasmissioni certe cose è giusto evitare di dirle perché possiamo creare delle reazioni negative. Ma quando lo dice un ministro degli interni, io penso che la gente, soprattutto queste persone di cui vi parlavo, dice: ma lo dice il ministro degli interni, figurati, lo potrò pur dire anch'io, no? Quindi stiamo sdoganando dei concetti e soprassedendo su situazioni che a mio avviso è giusto non soprassedere. Insomma. Allora, Cosimo ci chiede al rappresentante PD, quindi penso che si riferisca a Bisato,
Secondo lei avete gestito bene un fenomeno sul quale Salvini in 3 mesi sta arrivando al 40%? La sovranità appartiene al popolo o mi sbaglio? È stato fatto un sondaggio in Italia chiedendo quanti pensate che siano gli immigrati in Italia. È emerso che sarebbero il 30% della popolazione, quando in realtà sono meno del 10% e di questi i migranti, cioè le persone accolte, salvati in mare, perché abbiamo un dovere di salvare le vite umane in mare, è un diritto internazionale, sono lo 0,6%. Non è questo il fenomeno che incide sulla vita della gente, solo che questo genera una bolla speculativa politica che qualcuno sta portando all'ennesima potenza. E non è facile, non si risolve a slogan, si risolve mettendosi a lavoro con serietà, ma naturalmente non andando a dire a tutti in poche settimane mando a casa 500.000 di profughi. Questa situazione drammatica l'avete creata voi. Adesso risolverla sicuramente non è facile. Salvini ci sta provando. Finalmente c'è qualcuno che pensa anche a loro e che pensa a risolvere quelli che sono i problemi concreti delle persone e non parlano solo di grandi sistemi. Una cosa forse Salvini sta facendo demagogia, tutta questa partita si gioca sui rimpatri, i rimpatri si realizzano tramite accordi bilaterali. Noi abbiamo appena ricevuto una sonorissima pernacchia dalla Tunisia che dice noi i vostri 40.000 tunisini che avete qua non ce li ripigliamo più. Quello sarà la prova del 9. Abbiamo sicuramente parlato di tanti argomenti e sicuramente abbiamo scoperto ancora qualcosa in più, al di là secondo me di quello che possono essere i giornali e di quello che può essere la libera interpretazione che viene data da parte dei cittadini e delle notizie. Alla prossima, insieme idee e persone. Ricordatevi, venerdì alle 20.